Al via con la campagna di vaccinazione anti-Covid, tutti lo riceveranno entro l'estate. L'ex presidente della regione Cuffaro guarisce dal Covid dopo 17 giorni di terapia intensiva, positivo il cardinale d'arcivescovo di Agrigento Montenegro. Il sindaco annuncia le dimissioni dopo 3 anni e mezzo di mandato, Caterina Scalia parla di impossibilità politico-amministrativa. La Regione combatte il tasso di disoccupazione giovanile con 165 milioni di euro, partecipano gli under 35. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Ieri è stato il Vax Day anche per la Sicilia, un momento simbolico con l'arrivo delle prime 685 dosi della Pfizer da somministrare entro mercoledì. La campagna riprenderà nei primi giorni dell'anno dopo l'invio di una nuova fornitura da parte del commissario nazionale per l'emergenza Domenico Arcuri alle regioni. L'obiettivo ambizioso del governo Musumeci è vaccinare tutti i siciliani entro l'estate e il medico Giovanni Vento, 71 anni, presidente uscente dell'Ordine dei Medici di Agrigento, è stato il primo agrigentino a sottoporsi al vaccino anti-Covid a Palermo. Invece all'ospedale di Agrigento arriverà nei prossimi giorni un contenitore freezer a meno 85 gradi per custodire il vaccino. Arturo Cantella. La giornata di ieri, 27 dicembre, è stata una data storica per l'intero paese. Il V-Day, così chiamato, è un'importante e fondamentale tappa nella lotta alla pandemia al Covid-19. La strada è ancora lunga, ma l'inizio della campagna di vaccinazione rappresenta un momento cruciale del percorso per debellare questo terribile virus. A comunicarlo il presidente dell'Ordine dei Medici di Agrigento, dottor Giovanni Vento, che nella giornata di ieri, in qualità appunto di presidente dell'Ordine ancora in carica, è stato tra i primi in tutta la regione siciliana a sottoporsi al vaccino insieme agli altri colleghi, presidenti e vari operatori sanitari. Non ci riteniamo dei privilegiati, afferma il dottore Vento al riguardo, ma piuttosto attori di un momento storico cruciale. Voglio sottolineare in quanto medico l'importanza di questo gesto come monito per tutti nella lotta a un nemico invisibile che ha disseminato e continua a farlo mesi di paura, che ha sconvolto la quotidianità di tutti e si è portato dietro un numero altissimo di vittime anche tra colleghi che hanno sacrificato la loro vita per la causa. Vaccinarsi, continua il dottore Vento, è un gesto di responsabilità che mostra un senso di appartenenza alla comunità stessa, perché solo procedendo verso un unico obiettivo e osservando le regole e i protocolli che pian piano verremo tutti assieme. Il traguardo è lontano, bisogna continuare nel rispetto delle regole e del distanziamento sociale, nell'utilizzo della mascherina ed è importante non abbassare la guardia giusto adesso. E in merito alla vaccinazione che prossimamente avverrà anche nella nostra città, si preannuncia per il prossimo giorno 11, abbiamo sentito l'assessore alla sanità al comune di Agrigento, dottore Vaccaro. Sì, ieri sicuramente è un giorno che entrerà nella storia perché è iniziata la vera battaglia che dovrebbe portare finalmente a sconfiggere questa pandemia. Ieri è stato il giorno del lancio del vaccino della Pfizer a livello europeo. Sono arrivate le prime dosi, poche, ma sono arrivate anche all'aeroporto di Palermo e sono stati vaccinati circa 10 medici agrigentini, tra cui il presidente dell'Ordine, il dottor Vento, che si sono recati a Palermo per eseguire il vaccino. Sicuramente a breve arriveranno altre dosi, apprendo che l'azienda sanitaria già si è dotata dei freezer adatti perché sappiamo che per eseguire il vaccino bisogna rispettare il ciclo del freddo, il vaccino va conservato a meno 80 gradi, quindi entro il giorno 10 arriverà sia all'ASP di Agrigento che all'ospedale di Sciacca, arriveranno 2 freezer che serviranno appunto per la conservazione del vaccino, inizieranno ad arrivare le dosi e le prime dosi verranno somministrate al personale medico e paramedico. Comunque già voi avete predisposto l'area dove la zona caos già in atto, sono stati fatti e vengono fatti attualmente i tamponi, non c'è stata nessuna pausa neanche per le festività natalizie. Dico, sarà lì il luogo in cui si somministreranno o ci saranno altri posti? No, è probabile che i vaccini vengano somministrati proprio all'interno del presidio ospedaliero stesso.
me comincia oggi la stagione della speranza, una stagione di speranza concreta, perché il vaccino è l'unico strumento al quale possiamo agganciarci per chiudere questa triste parentesi durata un anno e tornare a vivere, a riprenderci con le mani il diritto a costruire il nostro futuro senza condizionamenti. Siamo stati finora bravi, tutti, gli operatori sanitari, le forze dell'ordine, i volontari, i sindaci, i prefetti, ognuno ha avuto la propria parte, ha fatto quello che doveva fare. Una grande emozione, penso che raccolga tutti, c'è grande entusiasmo soprattutto da parte del personale sanitario che ha combattuto nella prima linea di questi mesi e sono certo che aderirà alla vaccinazione con percentuali altissime, come sta accadendo in ogni regione italiana. Iniziano 6 mesi importanti, sono i 6 mesi che speriamo ci possano presto portare via dal coronavirus, e fa piacere anche che presto in Sicilia venga avviata la sperimentazione di un altro vaccino, che è quello che l'Università di Pittsburgh sta conducendo alla fase 1 preclinica, e speriamo che anche questo possa dare un contributo importantissimo. Una giornata storica, io credo di dover dire cose assolutamente scontate e banali, che dicono tutti, segno che è veramente un momento importante, è segno che siamo tutti convinti che questo è un momento importante di fiducia nella scienza, di gratitudine e apprezzamento nei confronti di chi ogni giorno opera per la tutela della salute di tutti, e al tempo stesso un giorno importante per l'Europa. Possiamo dirlo a voce alta, finalmente l'Europa c'è e non si occupa soltanto di finanze e di monete, ma si occupa dei diritti dei cittadini, a partire dal diritto alla salute. La coincidenza di questo giorno in tutta Europa è la conferma che l'Europa c'è e si occupa finalmente dei diritti, non soltanto delle monete. Il momento è importante, è il momento di un messaggio che deve arrivare chiaro e forte a tutti gli operatori sanitari, un messaggio di speranza, perché perché nel vaccino abbiamo riposto la speranza di superare questa terribile esperienza che ci ha provato dal punto di vista professionale ma anche dal punto di vista umano. Siamo consapevoli che rappresenti più che mai la campagna vaccinale la risposta dell'uomo nei confronti di quella parte della natura che fa scherzi talvolta, che è matrigna, no? E che probabilmente rappresenta la sfida tra la vita e la morte, tra l'uomo, la scienza e la malattia. L'ex presidente della regione siciliana Totò Cuffaro è guarito dal Covid. Ha raccontato i 17 giorni trascorsi in terapia intensiva ed a gioire è anche il Burundi. Vediamo. È stata la prima volta in cui davvero ho avuto paura di morire. Ho avuto paura di non rivedere più la mia famiglia, mia moglie e i miei figli. Ho avuto paura di non vedere più la luce del sole. L'ex presidente della regione Totò Cuffaro ha raccontato la sua esperienza di paziente Covid in un'intervista a unipa.it, il blog dell'Università di Palermo. Una guarigione che arriva dopo un ricovero in terapia intensiva per 17 giorni. Cuffaro, che ha scontato una condanna a 7 anni per aver favorito la mafia, sostiene di essere reduce da una prova ancora più dura. Il carcere in confronto è stata una passeggiata. Sono stati anni difficili, anche quelli è vero, ma in fondo sapevo che sarebbe finita. Aiutavo gli altri, stavo fisicamente bene. In ospedale, aggiunge, è stato stretto da un incubo, mi è passata tutta la vita davanti, ho visto la morte con gli occhi, ho davvero pensato di non farcela, con il casco respiravo, ma è stata una fatica. Nei momenti di lucidità, quando sentivo le voci dei medici che parlavano in sottofondo, l'unica cosa che facevo era pregare. Ho vissuto momenti difficili, ho avuto accanto tanti angeli senza volto, li vedevo intorno a me, li sentivo parlare, ma non riuscivo a scorgere i loro volti, tutti coperti dai dispositivi di protezione. Voglio ringraziarli per quello che hanno fatto per me e per tutti i malati Covid, sono degli eroi.
ed a gioire e pregare per l'ex presidente della regione siciliana, il Burundi. Lì Toto Cuffaro con la sua Onlus Aiutiamo il Burundi ha inaugurato a Maybe una chiesa cattolica che da tempo ha messo in campo progetti e iniziative per aiutare la gente del piccolo paese africano. Grazie alla Onlus è stato anche costruito un ospedale, oltre ad altre strutture destinate soprattutto ai malati e ai bambini. Dietro a me la chiesa parrocchiale di Mabai. Stanno cantando, è un canto della comunione, è domenica, terza domenica di Avvento, e durante le messe precedenti abbiamo fatto pregare la comunità per il carissimo Totò Salvatore Cuffaro, il nostro amico che si è impegnato e ha già fatto tanto per la nostra comunità. Totò, forza, siamo con te. Dai, ti abbiamo ricordato e continueremo a ricordarti. La comunità si è commossa e spera tanto nel tuo pronto recupero. Bravo, ciao Totò. Ecco, qui questi bimbi mi hanno sentito parlare italiano, mi hanno chiesto ma di che cosa stai parlando? Allora ho spiegato loro che un amico nostro che ha ripreso col Covid-19, allora ho chiesto loro se possono pregare questi bambini ai quali il caro Totò vuole bene e per i quali stava facendo tanto. Ciao Totò. Ciao Totò. Ciao. L'arcivescovo di Agrigento, il cardinale Francesco Montenegro, è risultato positivo al tampone per il Covid-19, negativo invece l'arcivescovo coadiutore, il Monsignor Alessandro Damiano. I due si sono sottoposti al test dopo che il 22 dicembre il segretario Don Giuseppe Calandra è risultato positivo. Il cardinale Montenegro è in quarantena nella sua residenza e si legge in una nota: vive questo momento con fede, speranza e coraggio. Avviati gli accertamenti previsti per il tracciamento e le verifiche dei contatti. A Bronte la città vive un momento di profonda commozione per la contemporanea scomparsa di uno dei più importanti rappresentanti politici della storia di Bronte e della moglie. Il Covid infatti all'età di 84 anni ha portato via prima Gaetano Bonina, già consigliere comunale e vice sindaco di Bronte, e qualche minuto dopo la moglie Carmela Gulino di 78 anni. Sono praticamente andati via quasi contemporaneamente dopo una vita insieme, come a voler condividere anche questo avverso destino. Entrambi contagiati erano ricoverati nel reparto Covid dell'ospedale Garibaldi di Catania, dove le cure sono risultate inutili. Lui, persona dalla grande umanità e dagli irremovibili principi morali, è stato fiero sostenitore della linea del PCI prima e di Rifondazione Comunista dopo. Dopo tante battaglie all'opposizione, nel 1997 l'allora sindaco Mario Zappia lo nominò vice sindaco. Un uomo buono, capace ed intelligente, lo ricorda il sindaco Pino Firrarello, un abile rivale ed un leader di cui il nostro paese sentirà la mancanza. Quando arrivai a Bronte con Gaetano ci siamo conosciuti subito, continua. Eravamo in due partiti diversi ed entrambi eravamo pienamente convinti delle nostre idee. Era un impiegato modello, uno di quelli che semmai arrivava in anticipo al lavoro, ma mai in ritardo. Lo ricordo caratterizzato dal grande buonsenso e grande disponibilità. Ci uniamo tutti, conclude, al dolore della famiglia. Poi sull'argomento della curva epidemiologica a Bronte, Firrarello aggiunge: il Covid non è scomparso, non è battuto. Ognuno di noi potrebbe inconsapevolmente contagiare i propri cari. Non possiamo permettercelo. Il timore, infatti, è che le feste e le notizie rassicuranti possano far abbassare l'attenzione. Per questo il sindaco, anche attraverso dei volantini, ha sottolineato come il virus possa rimanere in incubazione anche 14 giorni e che il tampone negativo non certifica di non essere stati nei giorni precedenti esposti al contagio.
era stata eletta con 869 preferenze pari al 51,30% nel giugno del 2017. Caterina Scalia, sindaco di Montallegro, ha appena annunciato e l'ha fatto sui social le sue dimissioni a seguito delle vicende dell'ultimo Consiglio Comunale, dell'impossibilità politico-amministrativa di proseguire questo mandato elettorale. Annuncio le mie dimissioni, ha scritto, che verranno formalizzate entro il 20 gennaio 2021. A giorni specificherò in modo dettagliato, ha concluso, le motivazioni di tale scelta. 3 anni e mezzo dopo la tornata elettorale, Montallegro si ritroverà senza capo dell'amministrazione. Caterina Scalia si era imposta all'epoca sull'altro candidato a sindaco, Giovanni Cirillo, che si era fermato a 835 voti, pari al 48,46%. Dopo la pausa natalizia è ripresa oggi l'attività politica in vista della prossima chiusura che avverrà per il prossimo Capodanno. Si è tenuta infatti la seduta del Consiglio Comunale che ha visto trattare il Consiglio tanti punti all'ordine del giorno. Al primo l'adozione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il triennio 2020-2022, la verifica delle quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e a quelle terziarie, l'adozione del piano delle relazioni immobiliari nel triennio 2022, l'adozione del programma triennale delle opere pubbliche, l'elaborazione del DUP, documento unico di programmazione, e del bilancio di previsione triennio 2020-2022. A tal proposito abbiamo sentito l'assessore al bilancio Trupia. Purtroppo questo bilancio di previsione arriva in aula, come al solito bisogna dire, a fine anno, perché noi oggi qua dovremmo discutere del preventivo del 2021, però oggi abbiamo questa incombenza, cercheremo di portarla avanti nel migliore dei modi. Ecco, ha già avuto modo di prendere in visione la situazione economica del bilancio ad Agrigento, assessore? Sì, diciamo che la situazione finanziaria del Comune non è delle più floride. Abbiamo sempre problemi riferiti alle spese correnti, abbiamo problemi riferiti agli incassi, abbiamo una elevata evasione per quanto riguarda le imposte e questo praticamente ci mette in una situazione di forte criticità. Quindi anche a causa della Covid, della pandemia, sicuramente gli incassi non saranno agevolati in questo senso? Sì, certo, bisogna anche considerare questo periodo di pandemia, bisogna però anche dire che da parte dello Stato ci sono stati dei trasferimenti che ci hanno consentito di sopperire in parte a questi mancati introiti. Comunque il problema di base sulla mancata riscossione delle imposte proprie del Comune, questo rimane. Ecco, quando è che metterete mano al bilancio successivo? Allora, io capisco che è una cosa abbastanza difficile nel breve periodo, ma sicuramente nel medio termine noi vorremmo arrivare a rispettare le scadenze per quanto riguarda gli strumenti finanziari, cioè approvare i consuntivi entro il 30 di aprile e portare il preventivo in aula, non dico a dicembre, ma quantomeno verso marzo-aprile. Ecco, lei è anche assessore ai rifiuti e all'ecologia, giorni fa ha fatto anche una conferenza stampa, riassumiamo il punto sulle novità. Ma io ho voluto fare questa conferenza stampa anche per fare un po' il punto della situazione, perché per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti ci sono inadempienze per quanto riguarda la società che gestisce il servizio, ma anche da parte dei cittadini che non conferiscono i rifiuti in maniera corretta. Per cui io ho voluto fare questa conferenza stampa, come dicevo, proprio per fare il punto della situazione e vedere con l'anno nuovo di migliorare il servizio e andare a ricercare da parte dei cittadini che non conferiscono correttamente e quindi di applicare le sanzioni per come è giusto che sia. Coronavirus e crisi del commercio. L'assessore del Comune di Agrigento, Francesco Picarella, invita la gente a sostenere l'economia locale facendo acquisti negli esercizi commerciali della città dei Templi. Vediamo. Un accorato appello ci arriva dall'assessore all'attività produttiva al Comune di Agrigento, Francesco Picarella, ad effettuare la scelta per i propri consumi, gli ultimi dell'anno, ai negozi di vicinato.
visto che si è passati in zona arancione. Un fattivo contributo, sostiene l'assessore Picarella, va dato ai commercianti affinché possano chiudere l'anno in modo propositivo. Così facendo, continua l'assessore, diamo una mano di aiuto al commercio della nostra città, scongiurando eventuali chiusure. Materialmente da oggi e per 3 giorni prima di Capodanno siamo tornati in zona arancione e il mio appello è rivolto a tutte quelle persone che se devono fare acquisti che lo facciano in modo responsabile e soprattutto che lo possano fare nei negozi di abbigliamento e del commercio in genere della città di Agrigento. Naturalmente è stato un anno molto travagliato. Chiudere i bilanci delle aziende naturalmente è diventato altrettanto complicato e quindi da qui nasce l'appello in questi ultimi giorni dell'anno a fare gli acquisti e se c'è necessità appunto dalle famiglie agrigentine di fare acquisti che si dedicano a farli solo ed esclusivamente nelle aziende agrigentine e magari evitare l'online. Siamo in un momento appunto molto complicato, purtroppo a fine anno tante aziende chiuderanno e quindi chiudere i bilanci di quelle aziende che invece resistono è un'attività fondamentale per far sì che l'economia di questa città continui a respirare. Il Natale è passato, un consuntivo della Natale solidale che lei insieme all'assessore Vullo avete lanciato, che tipo di risposta c'è stata? Una bellissima risposta e qui va il mio ringraziamento personale, quello dell'amministrazione comunale, innanzitutto a tutti quei cittadini che hanno lasciato dei doni per questi bambini in difficoltà, questi bambini di famiglie in difficoltà di Agrigento e ringrazio altrettanto le attività commerciali delle cartolerie, librerie e negozi di giocattoli che hanno aderito all'iniziativa che ci hanno aiutato appunto nel raccogliere questi giocattoli da donare, un modo come un altro per da una parte incentivare i consumi di queste aziende ma dall'altro fare qualcosa di solidale per le persone e gli abitanti della città. Il capogruppo consiliare di Forza Italia al Consiglio Comunale di Agrigento, Simone Gramaglia, invoca lo stop ai botti di Capodanno. Gramaglia, rivolgendosi al sindaco Franco Miccichè, afferma: bisogna emanare un'ordinanza per vietare su tutto il territorio comunale i botti di fine anno. La notte di Capodanno è generalmente un momento di festa e gioia, celebrato come da tradizione con i fuochi d'artificio. È sempre più evidente però quanto i botti provochino gravissimi danni agli animali, sia domestici che selvatici. Questa consapevolezza deve spingere il primo cittadino a prendere provvedimenti per tutelarli. Il Comune di Agrigento si adegui alle ordinanze dei comuni più virtuosi d'Italia, conclude Simone Gramaglia. Consigliere comunale Carmelo Cantone, eletto qualche giorno fa presidente della Commissione Turismo, ecco un impegno che lei sicuramente metterà con particolare dedizione considerando anche la sua vocazione turistica. Assolutamente sì, la quinta commissione sicuramente è una commissione prestigiosa e i colleghi mi hanno dato il piacere, tutti i colleghi del Consiglio Comunale mi hanno dato il piacere di poterla presiedere. Non è solo turismo ma è sport, turismo, spettacolo, cultura e pubblica istruzione. 5 settori importanti per l'economia di questa città. Ci siamo già riuniti con la commissione, con gli altri consiglieri, Sollano, Fontana e Piparo. Abbiamo deciso di condurre questa commissione non solo in maniera conoscitiva ma propositiva per la città. La città credo che abbia bisogno di un immediato aiuto, di un'immediata operatività e nessuno può più indugiare in questi settori, quindi ce la metteremo tutta coinvolgendo anche tutto il Consiglio, coinvolgendo anche tutti gli operatori dei 5 settori e ci proponiamo subito già come punto di riferimento, quindi contattateci, siamo a totale disposizione della città. Pensate anche a un aiuto per delle aziende considerando il Covid, insomma le restrizioni, la crisi che c'è in atto, si parlava di un'eventuale distribuzione della tassa di soggiorno, cosa ci può anticipare? Non voglio fare passi in avanti assolutamente, uno dei punti più importanti che tratteremo nell'immediato è appunto una giusta distribuzione della tassa di soggiorno, è una tassa di scopo, è una tassa che deve rispondere a determinati requisiti. Cerchiamo di riportarla sulla via maestra, che è quella degli aiuti alla città intesa come operatori, aiuto alla città intesa come turisti, un aiuto a una città che è veramente a vocazione turistica.
selvaggiamente picchiato all'interno della sua abitazione nel centro storico di Agrigento, dove è stato rapinato di poche decine di euro. A finire al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio è stato un giovane immigrato residente appunto nel cuore di Agrigento. L'autore del pestaggio della rapina, un altro immigrato. Il delinquente credeva forse il giorno di Natale di non trovare nessuno in quell'abitazione. Cercando di mettere a segno un furto, si è intrufolato. La sorpresa è stata grande quando il criminale si è trovato davanti colui che abitava nella residenza. È scattata quindi l'aggressione con calci e pugni, poi gli interni della casa sono stati rovistati e sarebbero state portate via poche decine di euro e forse qualche altro oggetto. L'immigrato ferito è stato soccorso e trasferito al San Giovanni di Dio, dove i medici gli hanno diagnosticato la frattura di un braccio, contusioni e traumi sparsi su un po' tutto il corpo. La prognosi diagnosticata è di 30 giorni salvo complicazioni. Delle indagini sull'episodio di microcriminalità si sta occupando la Polizia di Stato. Al via Garanzia Giovani 2 in Sicilia, include anche disoccupati fino a 35 anni. Sul piatto ci sono ben 165 milioni di euro. Per questa seconda fase ci sono diverse novità, come le procedure da remoto per attivare i tirocini. L'obiettivo è far risalire fortemente il tasso di disoccupazione dell'isola. C'è il servizio. Oltre 200.000 ragazzi probabilmente, riteniamo, si affacceranno a questa opportunità. 206 milioni di euro di investimento perché possa crescere di un pochetto questo momento difficile che è l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro nella nostra terra. Tirocini rivolti a chi non studia e non lavora, formazione professionale, corsi per creare imprese. Prende dunque forma alla Regione la seconda gamba di Garanzia Giovani, il piano da 165 milioni di euro rivolto ai disoccupati under 35, che dall'anno prossimo include fra le proprie attività anche le procedure da remoto per i tirocini. Il nuovo programma, anticipa il presidente della Fondazione Consulenti per il Lavoro, Vincenzo Silvestri, c'è stato annunciato dall'assessore al lavoro Antonio Scavone e dal nuovo dirigente generale Gaetano Sciacca, che ha emanato una direttiva per organizzare registrazione e profilazione da remoto. Stessa cosa potranno fare gli enti accreditati. Auspichiamo, dice, che superata l'emergenza sanitaria si possa continuare a usare la modalità da remoto, perché occorrono misure che semplificano e amplifichino l'efficacia dei servizi per il lavoro. Sui tirocini saranno investiti 50 milioni di euro. Il programma è rivolto ai NEET, cioè ai giovani che non studiano, non lavorano e non frequentano corsi di formazione di età inferiore a 29 anni e ai disoccupati under 35. Il tirocinio dura 6 mesi con un'indennità di 300 euro che viene elevata a 500 per i disabili per turni di 30 ore settimanali. Garanzia Giovani 2, osserva Roselia Lobrutto, presidente della Consulta regionale Consulenti del Lavoro, da solo non può bastare a risolvere il problema dell'occupazione in Sicilia, ma la combinazione fra l'avvio di Garanzia Giovani 2 e la disponibilità delle risorse del Recovery Fund potrebbe davvero rappresentare un'occasione unica e irripetibile per investire su quei settori, dalle infrastrutture alla digitalizzazione, che potrebbero far risalire fortemente il tasso di occupazione in Sicilia, aiutandola a colmare le diseguaglianze con il resto del paese. Fra le altre attività previste ci sono anche misure per la formazione rivolta alla creazione di un'impresa. Garanzia Giovani si inserisce in un progetto che è comune all'assessorato all'istruzione e formazione e a quello del lavoro e per quanto ci riguarda ci consente di potenziare alcune misure che sono educative al lavoro, ma anche il potenziamento delle attività in obbligo scolastico della formazione professionale, così da ridurre dispersione e NEET. In più guardiamo con attenzione alla formazione per l'innovazione e per la ricerca, con una misura da 3 milioni e mezzo destinata alle università, agli enti pubblici di ricerca. Insomma, un lavoro di sensibilizzazione culturale che, come è stato ricordato, parte dal potenziamento della scuola dell'infanzia e arriva alla costruzione degli ITS e al raccordo col mondo dell'università e della conoscenza avanzata.
Nonostante il lockdown è stato un anno positivo per il mercato delle opere pubbliche in Sicilia, lo dice l'Osservatorio delle Costruzioni di ANCE Sicilia riferito al periodo gennaio-agosto. Il nostro direttore Arturo Cantella. Il 2020 è stato un anno positivo per gli appalti, a comunicarlo l'ANCE Sicilia, il Collegio regionale dei costruttori edili siciliani. Finalmente la curva di caduta si è interrotta. Auguriamo di migliorare nel 2021 e che ci sia una responsabile collaborazione fra Roma e Palermo. Nonostante i lockdown e gli altri limiti alle attività imposte dall'emergenza sanitaria, il 2020 è stato un anno positivo per il mercato delle opere pubbliche in Sicilia. Secondo l'Osservatorio delle Costruzioni di ANCE Sicilia, riferito al periodo gennaio-agosto, gli interventi posti in gara sono stati 1093, in numero per 1 miliardo e 95 milioni di euro in valore, con una crescita rispettivamente del 26 e 36% e del 16 e 49% rispetto allo stesso periodo del 2019. Analogamente, sostiene l'ANCE, il numero di imprese attestate SOA in Sicilia è salito da 1750 a 1827 nei primi 9 mesi di quest'anno, segno di una ritrovata fiducia da parte degli imprenditori, secondo le prime rilevazioni sommarie che saranno elaborate e perfezionate nel prossimo osservatorio. Il trend positivo delle gare d'appalto verrebbe confermato anche nell'ultimo scorcio del 2020. In merito abbiamo sentito il presidente dell'ANCE di Agrigento, Carmelo Salamone. Sì, confermo, ma confermo anche che il trend positivo del 26% si è rapportato almeno 50 qualche cosa degli anni precedenti. Praticamente siamo sempre sotto un trend negativo di un buon 30%. Certo, l'inizio è buono, ma siamo fiduciosi affinché questo trend continui a portare numeri positivi alla categoria. Nella nostra provincia, Presidente, il dato qual è gentilmente? Ma anche nella nostra provincia, diciamo, il trend è in rialzo, ma va sottolineato in maniera forte il grossissimo decremento che abbiamo subito negli anni precedenti. Quindi io non parlerei di un incremento dei lavori pubblici quando a un recupero del gap subito negli anni passati. Come prevede il 2021, Presidente? Ma nel 2021 io spero tanto che, ripetendomi, questo trend sia sempre in crescita e possa recuperare questo gap, appunto. L'unica speranza che abbiamo noi del settore è quello che chi ci governa possa fare attenzione alle piccole aziende, alle medie aziende, quindi mettere in appalto lavori di media entità e non grossissimi appalti, perché i grossissimi appalti sappiamo tutti che sono destinati a grossissimi gruppi e noi le nostre aziende, le aziende che fanno parte del sistema regionale, la stragrande maggioranza sono piccole e medie aziende. A tal proposito voglio ricordare sempre a chi ci governa una massima attenzione ai pagamenti nei confronti delle piccole aziende. Oggi si parla di trend positivi, oggi si parla di numeri che c'è una controtendenza positiva, ma purtroppo la burocrazia e i metodi e i tempi di pagamenti sono rimasti quelli dell'età della pietra, quindi spero tanto che con il nuovo anno possa cambiare il modus operandi nei confronti delle piccole e medie aziende. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Fedelissimi di Matteo Messina Denaro, ma con il reddito di cittadinanza, maxi indagine della finanza, denunciati in 127 in provincia di Trapani, 5 sono mafiosi. C'è il servizio.
condannati per essere fedelissimi del super latitante Matteo Messina Denaro, mafiosi nel loro territorio ma con il reddito di cittadinanza. La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Trapani mette a segno la più vasta indagine contro chi percepisce il sussidio statale senza avere requisiti. Sono state così individuate 127 persone che, simulando uno stato di indigenza economica, hanno indebitamente percepito somme di denaro per un importo complessivo del valore di oltre 1 milione di euro. E tra i falsi poverini ci sono anche 5 nomi importanti nel panorama della lotta alla mafia nel trapanese. Repubblica li riporta. Uno di questi è quello di Salvatore Angelo, ritenuto il signore dell'eolico per conto del superboss Matteo Messina Denaro. Angelo di Salemi era stato arrestato nel 2012 insieme a altri esponenti condannati per essere sempre fedelissimi del superlatitante castelvetranese e venuti fuori nell'ambito dell'operazione Mandamento. L'inchiesta aveva messo in luce il sistema di infiltrazione mafiosa legata alla realizzazione dei parchi eolici della provincia di Trapani ed Agrigento attraverso le imprese dello stesso Salvatore Angelo. L'imprenditore è stato condannato definitivamente ad 8 anni per associazione mafiosa, gli sono stati sequestrati beni per un valore di oltre 7 milioni di euro. E poi c'è l'imprenditore edile Vito Russo, accusato di essere stato assoldato dalla mafia per taglieggiare altri imprenditori appartenenti alla famiglia mafiosa di Marsala. Il processo nel quale è stato condannato definitivamente era scaturito dall'operazione antimafia Peronospera 3 del 2005. Vito Russo avrebbe percepito indebitamente 7.156 euro dallo Stato, omettendo nella dichiarazione per il sussidio la condanna per associazione mafiosa. Salvatore Angelo, arrestato in Golam 2, è stato ritenuto il braccio economico di Matteo Messina Denaro. Nella lista della finanza ci sono anche le mogli di Francesco Luppino, Matteo Tamburello e Maurizio Rimondi. Tutte e tre non hanno dichiarato le condanne dei mariti. Francesco Luppino, oltre che per il delitto di duplice omicidio aggravato dalle modalità mafiose, è stato più volte definitivamente condannato perché è ritenuto fra l'altro uomo di fiducia di Matteo Messina Denaro. Fino al 2019, secondo gli inquirenti, Luppino continuava a ricoprire il ruolo centrale all'interno della famiglia mafiosa di Campobello di Mazzara. Altro fedelissimo di Matteo Messina Denaro è Maurizio Rimondi, arrestato nell'operazione Golem 2, è stato condannato a 10 anni per essere fiancheggiatore dell'introvabile boss castelvetranese. Ed infine Tamburello, ritenuto presunto boss mafioso mazzarese, è stato condannato definitivamente nello scorso maggio. In un'inchiesta Repubblica aveva svelato appena 5 giorni fa che in Sicilia dal 2019 sono stati 50 i mafiosi che hanno percepito senza che gli spettasse il sussidio statale. Ma l'indagine dei finanzieri ha svelato tanti altri escamotage da parte di falsi indigenti. Ad esempio 2 beneficiari della card, uno residente a Trapani e l'altro a Castelvetrano, non hanno dichiarato consistenti vincite di gioco online per 546.108.000 euro, somme di gran lunga superiori al limite fissato dalla legge, 12.000 euro. I militari della tenenza di Castelvetrano hanno anche denunciato un altro beneficiario che non ha dichiarato un patrimonio immobiliare consistente. Altre 13 persone a Marsala, Alcamo e Mazzara del Vallo, pur di ottenere il beneficio economico, hanno invece dichiarato di essere senza lavoro, mentre in realtà svolgevano attività lavorative in modo sommerso e irregolare. Le posizioni illecite emerse, oltre ad essere state comunicate all'autorità giudiziaria di Trapani e di Marsala, sono state segnalate all'INPS per la revoca ed il recupero del beneficio economico illecitamente percepito. Nonostante il freddo e il gelo che sta attanagliando la Sicilia in questo periodo, per il 17° giorno consecutivo si è tenuto un sit-in allo svincolo di Irosa, in prossimità dell'asse autostradale che collega Palermo a Catania, coordinata dal Comitato regionale per l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia. Vediamo. A sostenere ancora una volta la proposta delle zone franche montane in Sicilia, che coinvolge 132 comunità, 1/3 dei comuni siciliani. Chiediamo un maggior coinvolgimento di tutte le comunità coinvolte a farsi sentire, ma soprattutto chiediamo un maggiore coinvolgimento
del Presidente della Regione affinché questa norma, che adesso si trova in commissione al Senato, possa vedere la propria luce. Dobbiamo dare un aiuto a tutte quelle comunità che si stanno spopolando all'interno della Sicilia. Il Comune di Tusa crede fortemente in queste iniziative condivise da parte di più comuni e per questo impegno ringraziamo il comitato promotore. Chiediamo allo Stato italiano e a tutte le istituzioni un atto d'amore. Oggi le aree periferiche, le aree interne sono quelle che custodiscono l'identità vera, soprattutto della Sicilia. La fiscalità di sviluppo avrebbe come effetto favorevole quello di stimolare l'incremento della natalità e il ripopolamento delle aree interne. I territori di montagna hanno bisogno delle zone franche montane. Lo abbiamo ripetuto diverse volte e lo ripetiamo ancora per l'ennesima volta. Non è una battaglia di civiltà, ma è un diritto di civiltà. Non rivendichiamo alcun privilegio né favore. Con questo strumento di politica economica rivendichiamo solo diritti, in un momento in cui si pensa solo ad elargire prebende. 28 dicembre 1908, alle ore 5:20, una fortissima scossa di terremoto devastò Messina e Reggio Calabria, provocando oltre 100.000 vittime. Oggi c'è l'anniversario. Vediamo. Ricordare il catastrofico terremoto di Messina del secolo scorso e le sue oltre 100.000 vittime per ricostruire l'identità cittadina. È questo l'obiettivo di un disegno di legge presentato all'Ars dal deputato Movimento 5 Stelle Antonio De Luca, approvato nei giorni scorsi dalla Commissione Cultura della Regione Siciliana, che mira a istituire la giornata della commemorazione del catastrofico sisma che il 28 dicembre del 1908 distrusse la città dello Stretto. Erano le 5:20 di mattina quando un terremoto di magnitudo 7.1 colpì la zona di Messina e di Reggio Calabria, causando la morte di oltre 100.000 persone. Nessun'altra catastrofe naturale ha mai causato un numero maggiore di vittime nella storia europea. La potenza mortale del terremoto fu amplificata dall'ora in cui la terra cominciò a scuotere le case. Decine di migliaia di persone, siciliane e calabresi, furono colte nel sonno e non ebbero nemmeno il tempo di reagire. Le infrastrutture e le vie di comunicazione, già precarie nel mezzogiorno di inizio secolo, furono interrotte di colpo. Parecchie strade rimasero severamente dissestate, crollarono i ponti, le ferrovie rimasero inservibili. Lo spaventoso sisma causò anche un maremoto e l'effetto combinato dei due eventi devastò soprattutto Messina, dove quasi il 90% degli edifici non resse all'urto e crollò. Il disegno di legge prevede che la Regione Siciliana promuova, anche mediante la concessione del proprio patrocinio, l'organizzazione di manifestazioni, cerimonie e altre iniziative, nonché momenti di riflessione e approfondimento anche nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle sedi istituzionali, atti a promuovere e a favorire la conoscenza dei fatti storici avvenuti il 28 dicembre del 1908. Con il voto favorevole in Commissione Cultura, l'Assemblea regionale siciliana prosegue l'iter per l'istituzione della giornata della memoria del terremoto di Messina del 1908 per mantenere vivo il ricordo di quello che fu definito uno dei più gravi cataclismi europei del secolo scorso. Far sì che il ricordo di quanto accaduto a Messina possa essere messo nero su bianco con una legge specifica, spiega Antonio De Luca, è un obiettivo troppo importante, utile al recupero dell'identità cittadina e in grado di contribuire al rilancio economico e culturale della città. Sarà la Regione Siciliana ad effettuare le attività di promozione della conoscenza dei fatti storici avvenuti il 28 dicembre del 1908. Nello specifico, il testo di legge, approvato all'unanimità dalla Commissione Cultura dell'Ars, prevede anche la realizzazione di una mostra permanente e di un percorso dedicato in collaborazione con il Museo regionale di Messina, nonché mediante l'individuazione di nuovi luoghi da dedicare a tale scopo. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.